dia a tutti. Buondì? Voi sin a Feagne, te zone culinari moreliche e furlane. E Massime in teosi. No. Che succede? Stai pensando che il video qui in due non si può fare? Smooth. Chi ha le tre succei e si non in due? Effettivamente. Ah, buondì Fabio! Fabio! Oh, c'è via il video di te, sei tu che parla mo? Ma dove sei che ha? In teosi dai quadris di Feagne. E come il riesco a viaggiare. Dai, ne insieme! Una volta che sto lux era in buona parte in place di lames e sfuis di aghe. Di fatto, le colline che viadin a Tordino erano state trasportate sedimenti fins che hanno impermeabilizzato il fons de conchie e permettut che le saghe di ploe e di falde restassero in superficie. Da spo, col crescere e col degradarsi di vegetazione, i sfuis di aghe si sono trasformati in torbieres, ambienti una vera importanza a livello naturalistico, ma voi fortemente ridotti, per via des bonifiche per agricolture ed estrazione di torbe, là in devant per circa 2 secoli fin dal 1950. Che il resta di queste attività sono proprio i quadris. Ma perché si chiamano quadris? Bah, sono quadrati, perché? Queste svaschi di forma regolare erano per spartire fuori i blocchi di torbe e come, in plades, acchiati le nuove funzioni di sfuis di aghe. Di fatto, l'OSI è famosa per il progetto di reintroduzione delle cicognes, uccei le ase in ambienti umidi e un team ben diffuso in Italia. Io avevo sentito la storia di queste cicognes che avevano fatto il nido sul cammino dei filande di Dignan. Esatto! Infatti l'OSI è nata proprio dal stesso anno, dal 1989. Dopo la disparizione di queste specie per mancanza di buoni habitat e siti di nidificazione, il progetto è arrivato a mantenere una popolazione stabile di cicognes che a Feagne, anche grazie all'installazione di piattaforme su pai e edifici, per poter fare il nido. E i nidi poi sono grandi, poi vuol dire che sono vecchi, specie che ogni anno hanno giuntato un strato di ramas e poter venire doprati anche per centenari di anni. Non sono nome sfuis di aghe, ma sono anche tanti tipi di bestie, come che potete vedere. Oh, l'ibis eremite! L'ibis eremite è una specie originaria del Marocco, ma è un'evore minacciata e per questo ha ghetti progressi di riproduzione in varie bande d'Europa e tra queste proprio te Feagne. Ecco, e che qui sono i piccoli chiavalus conic. Una forma d'ogni chiaval salvati, che l'ha dato come discendenza chiavai di UE. Ma soprattutto tante altre specie di uccelli le ha alle saghe, come occhies, rasses e irons. Il polear, nota al fil, so dal video, tu di mettilo. Mandi!